Amici bellini, parlo piano perché un pochino è mattina presto e quindi non voglio svegliare nessuno. E due, la voce non mi è tornata dopo il ribalto perché avevo urlato talmente tanto che poi ho fatto conferenza. Ma quanta conferenza ce lo trezziamo? Cominciamo. Allora, con calma, Guido Battaglia, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e un ringraziamento speciale a chi si sta prendendo la flag, la bandiera, le tazze, le cose, siete molto carini. Perdonate un pochino la voce così, ma tante, lasciate i like così mi riprendo, anche perché devo andare a lavorare. Devo cantare alcune cose, devo anche pensare che potrebbe essere oggi, e oggi perché ragazzi la questione è semplice, oggi la Lazio diciamo che speriamo che vince, tra virgolette, quasi si deve tifare Lazio perché poi non siamo pronti, io non sono pronto, io tengo che fa oggi, sarei andato live. Ma non posso farlo e quindi potrebbe essere oggi, domani potrebbe essere con un pareggio del Napoli e qualcuno dice perdiamo con l'Udinese perché così con la Fiorentina, e non è mica detto perché poi sabato c'è Milan-Lazio, quindi se il Milan poi batte la Lazio o pareggiano pure sabato si potrebbe vincere, se proprio tutto dovesse andare strano, oggi e domani, e sabato prima ancora di domenica, quindi è un casino. E poi mi fanno sapere un amico bellino, l'amico Jacopo Abbonato, che mi dice che c'è una statistica, dice tutti il 95% degli scudetti non si vincono aritmeticamente nel proprio stadio, così la statistica riporta a 20 anni fa l'ultimo scudetto vinto in casa. È un fatto raro, è bella anche questa cosa. Allora, Ambrabam tattico. Allora, siamo pronti a mettere la formazione in campo, metterei non Gollini giusto per sicurezza, perché penso che poi cambia tutto adesso. Poi cambierà, poi sarà divertentissimo una volta raggiunta la matematica fare le formazioni, però per ora credo che si potrebbe controllare, poi non lo so se è arrivata la domanda perché pubblicità, quindi veramente è stata una pena oggi seguire sulla radio ufficiale. Ultima tappa, Udine è una tappa per Spalletti, si piace che sia proprio udinese la squadra dove potrebbe avvenire la cosa matematica. Spalletti ci ricorda che insomma lui è stato tanto tempo a Udine, è stato a Roma 7 anni, è stato all'Udinese 5 anni, Zenit, Empoli 5 anni, quindi non sono poi uno che non sta bene nei posti, ricorda un pochino le frasi che gli dicono sempre. E poi ci ricorda Marino, ci ricorda Sottil che era uno dei suoi allenatori, era un leader in campo, era uno dei suoi leader in campo, insomma gli fa piacere, i ricordi dell'Udinese gli fanno piacere. Poi Spalletti sfoggia un napoletano niente male, dicendo ci stiamo traziando chiano chiano, veramente molto bene, se l'era preparata e ha trovato il modo di dirla. Poi dice sono dei giocatori che sono dei puro sangue, è uno scudetto che esce dagli schemi, insomma sottolinea qua la straordinarietà di quello che stiamo facendo. Domanda, stamattina il primo pensiero, Spalletti più volte deve ripetere, ma sono le stesse cose di sempre, devo ripetervi le stesse cose che abbiamo detto tutte le conferenze. Lo stadio ha fatto capire più ancora della classifica quello che stiamo facendo, e quindi quelle immagini delle trombe, delle bandiere tutti insieme, dei bambini, fanno piacere a Spalletti. Preoccupati per l'Udinese dopo la Salernitana, dopo gli sforzi fatti con la Salernitana, visto che l'Udinese bla bla bla, sempre un po' preoccupati dobbiamo essere, ma poi ti ricordi quello che abbiamo fatto finora e quindi la paura no, al massimo un po' di preoccupazione. Certo l'Udinese è una di quelle squadre, ci dice Spalletti, che in Europa è una di quelle che riempie di più l'area, che arriva con più uomini in aria, però la paura proprio no, e quindi andiamo a ritrovare quello che abbiamo fatto finora. Poi tra varie pubblicità io non ho idea di quello che gli hanno chiesto, però alla fine Spalletti dice mi ripaga il lavoro, il mio lavoro, non tanto il risultato. Certo è che vincere a Napoli è qualcosa di incredibile, che mi farà stare comodo dovunque vada. C'è questa cosa del dovunque vada dell'anno prossimo che striscia un po' durante tutta la conferenza. Spalletti
anche in questo caso sono riusciti a farlo incazzare, e comunque sembra un po' insofferente, e non posso non capirlo, perché le domande sono sempre le stesse. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa rispetto all'anno scorso, e perché adesso siamo tutti bravi e tutti gli addetti ai lavori lo incensano, però l'anno scorso ce lo ricordiamo quello che è stato detto. Quindi quando si parla dell'anno prossimo lui dice ci sono ancora tante partite, è più bella assai, le partite sono più belle assai, dice Spalletti, rispetto a parlare del contratto. Sarò nelle condizioni, questo è quello che dice Spalletti, sarò nelle condizioni di dare al pubblico quello che merita. Spalletti dovrà fare le sue riflessioni, perché tutti quanti ma quello della Prentice l'ha bloccato, e queste non sono parole, capito, che ti danno la certezza. Spalletti potrebbe alla Sarri capire di aver fatto il massimo e di non voler bissare, perché poi tu bissi e la memoria non il calcio è così, è infame, tu non resti grato di quello che hai fatto. Pensate Pioli, uno dovrebbe essere grato a vita per quello che ha fatto, riportando lo scudetto al Milan. Già quest'anno varie problematiche, Pioli va sulla graticola ed è una cosa normale. Passaggio bello quando gli chiedono qual è stato il momento chiave, la partita chiave della stagione, e Spalletti prende la domanda, la butta nel cestino e dice no, non è così che si ragiona, è un modo di ragionare che abbiamo sviluppato, che abbiamo cominciato l'anno scorso. Bellissimo questo passaggio, lui fa un paragone, dice l'anno scorso è stato il primo tempo della partita e adesso ci stiamo giocando il secondo tempo. È un modo di ragionare, di approccio al calcio che è cominciato l'anno scorso, e quindi lui ricomincia a citare anche i giocatori, il contributo dato dai giocatori che non ci sono più. Lui dice Insigne, Koulibaly, Thuram e Mertens per esempio, e quindi è un po' come l'anno scorso hai cominciato, adesso ci sono state delle sostituzioni nel secondo tempo, i titolari degli ultimi 30 minuti, e quindi da lì è il percorso, e lo dice proprio il percorso, grande bello Spalletti, lo dice proprio. A un certo punto, tra una pubblicità e l'altra, gli chiedono anche del faremo di tutto di De Laurentiis, dove lui fa lo sguardo, Spalletti si incazza, dice ma che sguardo fate? Lo sguardo di chi? Vediamo il mercato, vediamo chi giocatori mi porta se vuoi fare di tutto. Ed era uno sguardo legittimo, Spalletti non si deve nemmeno arrabbiare, lo ha fatto e lo ha detto chiaramente. Quello è lo sguardo di chi ok, ma dai a me questa carta da pelare, faremo di tutto, ma chi arriva e dovevamo vederli, perché ancora non si sapeva il mercato e quindi era tutto normale. Vengo a Napoli per secondo voi perché vengo a Napoli? Un po' il pettinare le bambole di Ancelotti. Vengo a Napoli per vincere e basta, perché le cose belle le avete già fatte con Benitez, con Sarri, con Ancelotti. Una bistecca al giorno io ce l'ho sempre, quindi ritorno al discorso che non è che mi serve lo stipendio, e quando arrivo terzo voi mi avete appeso gli striscioni che dovevo andare via, ed era anche un buon risultato arrivare terzo, ma voi mi volete mandare via. Spalletti è così. Lo sapete voi che Napoli è bella? Dice probabilmente lo può dire meglio uno che è ospite come me. L'ospite a un certo punto se ne deve andare, lasciamo perdere. L'ospite come me che la vedo un giorno all'improvviso. Qua è geniale. Spalletti sta per diventare, lo sa che praticamente adesso con questa vittoria lei diventerà immortale in città. È una soddisfazione sicuramente, e qua lui ci cita proprio il percorso. È la squadra più Fomaro sembra se si domanda, mamma mia, è la squadra più forte che ha mai allenato, è difficile da dire, il calcio cambia, ho avuto squadre forti. Chi viene a Napoli è chiaro che deve dare di più, perché quando ti fermi al semaforo, ti guarda in un certo modo, la postura cambia. Mamma mia, povero Spalletti. Osimhen primo nella classifica canonieri, Kvara primo nella classifica degli assist, siamo però penultimi nelle parate, e in questa cosa ci potevamo anche mettere, siamo però ultimi nei falli fatti, le conosciamo le statistiche. È un po', Spalletti deve rispondere, è un po' quello che abbiamo sempre cercato di dire, e quindi ancora una volta domanda inutile, evitabile, perché ci abbiamo già risposto tutte le volte. Però Spalletti entra nel merito e dice Kvara è top, ci ricorda che poi è giovane, e quindi quando si fanno i paragoni con gente più grande di lui non ci si ricorda che è giovane. È chiaro, il paragone con Leao volete fare, è molto più giovane, è chiaro che ha ancora da imparare qualcosa, specialmente nella posizione in campo, quando stare più dentro, quando stare più largo, ma è il collettivo che poi ti porta a non subire tiri, i recuperi che fanno tutti i giocatori. Per esempio Kvara nell'occasione del gol di Dia deve andarci, ma deve andarci più da difensore, ci è andato da attaccante, quindi un pochino più convinto. E qua comincia l'elogio a Di Lorenzo, perché dice Di Lorenzo ti fa il terzino e te lo fa come terzino, ma poi quando va in attacco te lo ritrovi a dare
dare soluzioni in attacco. E qua lo ripete ancora una volta, dice Lozano Politano, i 6 gol danno però con equilibrio, è contento di questo, e siamo contenti. Se si scambiano le qualità, sì e te ci scambiamo le qualità, poi sappiamo più cose e quindi possono crescere tutte e due, ma solo uno è Di Lorenzo. Quindi insomma Spalletti conferma che il capitano è quello che poi ha più nella completezza, rappresenta proprio il suo giocatore preferito ideale. Faremo di tutto, farà di tutto, ma questa è la domanda finale, ma ci può dire che se resta farà di tutto per continuare a vincere? Mamma mia, la corda tira, perché poi Spalletti che tarda risponde: no, abbiamo vinto quest'anno, l'anno prossimo il nostro obiettivo è arrivare in Champions, perché non vogliamo vincere più una volta, se no è maleducazione. Che cacchio, veramente siete proprio veramente banali. Meret, Di Lorenzo, qualcuno che ha detto mettevi a Beresischi, ho sentito delle cose e non faccio nomi perché non meritate di avere nomi, ma addirittura ho sentito l'errore di Spalletti aver messo Juan Jesus, essere passati a 3, la soluzione era mettere Di Lorenzo a sinistra e Beresischi in campo a destra. Mamma mia, siete proprio scandalosi, dite queste cose a caso e nessuno vi ferma, e poi la gente vi sente e ripete pure a pappardello. Non è passata a 3 il Napoli, siete scandalosi, ma ve la siete vista una frenzola di partita? Mamma mia che schifo, mamma mia come sono deluso da tutti gli addetti ai lavori, proprio lo scudetto voi non ve lo meritavate proprio, mamma mia, scusate lo sfogo. Oliveira, non c'è dubbio, perché Mario Rui si sta allenando ancora a parte, terapie e cose varie, qua qualcuno sta parlando di Juan Jesus al posto di Rachmani, non lo so, potrebbe essere, veramente cambia poco. Confermiamo però il centrocampo con Lobotka, Anghissà, sinceramente ho visto bene, Zielinski, qua ci può andare sempre Elmas, qua abbiamo il dubbio, quindi io qua lo dico, dato che nessuno gliel'ha chiesto, non lo so se gliel'hanno chiesto, non è che Spalletti mi ha dato delle indicazioni, però tra Elmas e Raspadori, che secondo me stanno in grande forma e meriterebbero una chance, con Kvara che può tirare anche il fiato una mezza volta ed entrare poi nel secondo tempo. Confermiamo Lozano, Politano potrebbe essere convocato a volo per avere la soddisfazione di stare in panchina, ma ancora sta facendo metà in gruppo e metà da solo, quindi questa potrebbe essere secondo me la formazione. Mi darebbe sfizio vedere un Elmas o un Raspadori qui, perché stanno in grandissima forma, poi che Cavallo, ma potrebbe anche non essere così. Da New York, Valero Fluido è tutto, pensate un pochino, vi dovete iscrivere al canale, dovete stare sul canale Telegram, su Instagram, io c'ho che fare, no? Non so alle 3 quando comincia, alle 9 quando comincia la partita dove sarò, non so alle 5 quando sarà finita la partita dove sarò, perché potrebbe Sarri, vedi di vincere, perché noi dobbiamo fare il che fare domani da New York, dai facciamo le cose per bene. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.